Alla Settimana della Moda per la prima volta sfila una piccola collezione realizzata dagli artigiani del Veneto. In Veneto ci sono ancora 6.000 imprese tra piccole, medie e artigiane che sono una filiera straordinaria, capace di fare cose bellissime ma che con Milano non ha contatti. Da qui il progetto di portare a Milano queste imprese grazie a una collaborazione con Tiziano Guardini, detto lo stilista della natura, un giovane emergente che ha preso i tessuti di Bevilacqua, anche questo di Venezia, la più grande tessitura e la più antica del mondo del 1700 con i damaschi e velluti, e 9 imprese che hanno realizzato dei disegni fatti da questo stilista. Le imprese coinvolte sono 9, la Synergy Fashion Group di Padova, la Pony Confezioni di Vicenza, Lady Style SRL sempre di Vicenza, la ML De Carlo di Treviso, il Gifel Ricamificio di Venezia, il Maglificio Miles di Vicenza e alla fine anche 2 sartoriere, Gabriella Marin e l'Atelier 23 di Fosca Parisi e Luna Pesce. Queste sono le imprese che hanno fatto questo progetto pilota che ha 2 obiettivi. Primo, far vedere che le cose di alta moda possono essere prodotte anche dalle filiere industriali, però dei piccoli artigiani, delle piccole imprese del Veneto. Seconda cosa, è un progetto pilota perché con questo materiale, con questa esperienza si vuole andare in Regione Veneto e proporre una iniziativa che continui negli anni, cioè un concorso che coinvolga gli istituti professionali della moda e che ogni anno premi dei ragazzi che facciano dei capi ecosostenibili, con rispetto dell'ambiente. Si troverà poi una soluzione in collaborazione con la Regione Veneto, con dei giovani stilisti e che poi vengono a sfilare in qualche modo qui a Milano. Questa è la grande idea di Confartigianato, CNA e Confindustria Moda del Veneto, che lo hanno realizzato grazie alla collaborazione di Vivo Venezia e grazie ai tessuti di Bevilacqua e a Tiziano Guardini, che è lo stilista di tutta questa piccola collezione. È stato un progetto voluto dal tavolo Sistema Moda in collaborazione appunto con il stilista Tiziano e con i tessuti di Bevilacqua, un altro emblema del Veneto per quanto riguarda i tessuti, per far vedere che anche noi in Veneto riusciamo a fare non solamente capi di quantità ma anche capi di alta gamma e di qualità. Finalmente è arrivato il giorno di dimostrare, siamo venuti qui a Milano apposta per iniziare un percorso che pensiamo e speriamo porti avanti dei risultati, coinvolgendo il Veneto, sapendo cosa si può fare anche nel Veneto nostro e incrementando tutte quelle tipologie di lavoro che noi sappiamo fare bene. Poi l'obiettivo finale del progetto è anche molto alto, cioè questa è un'esperienza pilota, volete andare in Regione Veneto e dire: istituiamo un concorso con le scuole selezionando uno stilista all'anno per esserci sempre a Milano, perché qui si parla di moda ma lì si produce. Certamente lì nel Veneto si produce, si parla di moda giustamente qui a Milano, coinvolgendo dei progetti piloti con dei giovani stilisti, vogliamo portare alla Regione Veneto e alle istituzioni in modo di poter far emergere tutto quel valore che noi abbiamo nel nostro territorio. E poi se si parla con gli istituti vuol dire anche preparare i ragazzi a un'esperienza nuova che può interessarli. Ma questo è fondamentale perché dobbiamo cercare di recuperare tutta quella manualità che stiamo perdendo nel Veneto, perché con le scuole si ha la possibilità di insegnare e di portare a compimento quei progetti che si lanciano nel mercato nostro della moda. Questa collezione parla di una riconnessione, un po' diciamo di questa donna che torna ad avere consapevolezza di quelli che sono dei tempi un pochino più sani, ecco, della natura e del mondo stesso. Quindi si è lavorato con delle emozioni che possono, che è dalla scelta dei tessuti al tipo di lavorazione che sono state poi adottate e poi con quella che è un grande valore alla persona. Quindi è stata fatta questa collaborazione con Luigi Bevilacqua, che è appunto questa azienda storica del Veneto, che ha sicuramente dei tempi antichi, quindi dei tempi da riscoprire, e in più con l'artigianato veneto che ha creato una parte appunto della collezione, questa capsule collection, dimostrando e raccontando un po' a tutti quello che sono dei valori di saper fare italiani. Tu sei andato anche a visitare le imprese che stavano realizzando i tuoi capi. Com'è stata l'esperienza di andare nei laboratori artigiani e piccoli del Veneto?
Guarda, sempre un gran divertimento in realtà parlare con le persone che sono vicino a te nel costruire qualcosa, quindi il dialogo, è stata un'emozione, comunque è un'emozione intanto di una rete che si crea. Io, per dire, anche proprio con questi dialoghi ho potuto realizzare anche qualcosa che poi era diciamo non previsto, quindi abbiamo aggiunto dei pezzi che non erano previsti, ma proprio perché c'è stata questa grande disponibilità e questa grande professionalità rispetto appunto al lavoro di questi artigiani. E loro ti ringraziano perché hai portato l'artigianato veneto a Milano, che per loro è difficile. Sì, me l'hanno detto, quindi sono molto contento anch'io. Sono un po', in ogni cosa mi ritrovo a essere un attivatore di qualcosa, quindi sono sempre il primo che parte a fare qualcosa. Anche ecco, sul tema della sostenibilità sono stato il primo a farlo in tempi assolutamente, diciamo, non sospetti, quindi spero che, diciamo, di continuare a essere un attivatore e di essere un preservatore diciamo, di questa attivazione, quindi continuare a raccontarla, a preservarla, ad alimentarla, e quindi insomma ci vediamo il prossimo anno. Sei soddisfatto di questa presentazione da Kartell? Sì, sono molto soddisfatto perché è un'azienda veramente molto bella, molto seria e sta facendo, diciamo, dei passi sulla sostenibilità importanti, quindi era comunque ed è giusto appunto creare squadra, creare connessioni e su chi soprattutto sta dialogando con la tua stessa lingua e vuole arrivare lì dove vuoi arrivare anche tu.